cucina friulana, una cucina fatta di tradizione, una tradizione antica e importante che sfruttava i prodotti del territorio, ma non solo. Tutte le cucine locali nascono con quello che le donne avevano a disposizione, ovviamente, e qui naturalmente sono prodotti del campo, dell'orto, del bosco, del mare, del fiume, ovviamente, e soprattutto legati anche alla stagione, naturalmente poi anche i prodotti del cortile, coniglie, galline, il maiale soprattutto di cui non si gettava via nulla, il pestat fourlan, no? Cioè una specie di trito a base di lardo e di verdure e di spezie che veniva insaccato e veniva usato a seconda delle occasioni per condire delle minestre. Un'altra curiosità è un piatto pordenonese, la cosiddetta pappolata in italiano, che invece Sì, in pordenonese è? è il paparot di Pordenone, è anch'essa una minestra tradizionale fatta con una base naturalmente di condimento con dell'aglio che viene cotto nell'olio o nel sain, cioè lo strutto, perlomeno veniva fatto così, poi veniva gettato via e vi veniva messo dentro nella casseruola, diciamo, gli spinaci tagliuzzati e poi veniva aggiunto il brodo di cottura degli spinaci stessi e in seguito veniva messo a pioggia la farina di mais. I giovani chef, piuttosto che tutti i ragazzi che si sono dovuti confrontare con queste ricette, cosa le hanno chiesto? Qualcuno preparava questi piatti per la prima volta, qualche ragazzo non è neanche del Friuli come del resto non lo sono neanch'io. Proprio per la tipologia di lavoro che andranno a fare sono ragazzi di mente molto aperta e quindi sono ben disponibili